Il PDL Veneto è diviso, lacerato, amareggiato. Sono molti gli aggettivi che si possono usare per raccontare lo stato d'animo dei falchi e delle colombe della nostra regione, che ieri a Roma hanno dato vita ad un altro ennesimo teatrino della politica che la gente non sopporta più. Sacconi e Giorgetti da una parte, Galan, Casellati, Ghedini dall'altra. L'unico però che ha avuto il coraggio di usare la sola parola che avrebbe potuto avvicinare i politici ai cittadini, ossia imbarazzo, è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Marino Zorzato. È l'unico che con una buona prontezza di riflessi è riuscito a ricordarsi nel commentare gli eventi di ieri gli elettori. Ha detto: provo amarezza davanti all'imbarazzo di una forza politica che per 20 anni ha dettato l'agenda dell'Italia. Senza realizzare nulla, aggiungiamo noi, ma questa è un'altra storia. E poi ha proseguito: tuttavia, da amministratore della regione sono lieto che il PDL abbia espresso sostegno al governo perché i cittadini si attendono risposte, non risse o teatrini. Ecco, appunto, l'ha detto, è un teatrino, un gioco delle parti, una gara a chi è più bravo a fregare l'altro. E il paese intanto è in svendita, un pezzetto alla volta se lo comprano le multinazionali e i cittadini sono senza tutela, nemmeno quella giuridica. La durata media di un contenzioso, a proposito, è di ben 493 giorni. Nel resto dell'Europa i processi si risolvono in metà tempo e anche quando arriva la sentenza non c'è certezza della pena e naturalmente Berlusconi non fa eccezione.